Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Nuovi dettagli arrivano dalla Procura di Catania in merito all'arresto di un uomo catanese accusato di aver abusato di una delle figlie minorenne e di maltrattamenti e violenza ai danni della moglie. L'uomo aveva invece fatto credere ai parenti che le confessioni della figlia e della convivente fossero semplicemente il frutto della loro immaginazione e talvolta addirittura di un sogno. È una comunità ancora scossa quella di Adrano in lutto per la morte prematura del quindicenne Francesco Cerami, rimasto vittima di un incidente nei giorni scorsi insieme alla sorella Chiara di appena 17 anni, al momento ricoverata all'ospedale San Marco di Catania. Domani pomeriggio alle ore 16 l'ultimo saluto alla giovane vittima nella chiesa Santa Lucia di Adrano. Un incendio è divampato in un fienile del Corleonese. Il rogo ha coinvolto un deposito lungo la statale 188 nella zona di San Biagio, in territorio di Bisacquino. Diverse le squadre dei vigili del fuoco che dalla scorsa notte hanno impiegato ore prima di spegnere le fiamme che hanno distrutto decine di balle di fieno. Sono 104 i migranti che con 3 diversi barchini sono giunti fra la scorsa notte e l'alba a Lampedusa. Tutti sono stati portati all'hotspot dove si trovano 748 persone a fronte di 350 posti disponibili. Sul primo barchino intercettato a 6 miglia da Capo Ponente c'erano 13 migranti, fra cui 5 donne, tutti hanno detto di essere in fuga dalla Guinea. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.